Salve e bentrovati a tutti. Nella clip precedente ci siamo soffermati nel descrivere la situazione linguistica che abbiamo oggigiorno in Sardegna e abbiamo detto che in Sardegna si parlano 6 lingue. Ovviamente queste lingue non si parlano dappertutto, però i colori con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha voluto contrassegnare questa carta ci aiutano a capire dove queste 6 lingue si parlano. In realtà nella carta, come vedete 5 lingue che sono il sardo, il gallurese, il sassarese, l'algherese e il tabarchino, ma abbiamo anche detto che ovunque in Sardegna si parla anche la lingua italiana e quindi le lingue sono 6. Allora, se noi volessimo considerare il repertorio linguistico di una comunità sarda modello, che può essere quella di città grosse come Cagliari o Sassari, o quella di cittadine come può essere la città di Oristano, penso a Macomer, Bosa, o quella dei paesi che abbiamo in Sardegna, noi un po' ovunque possiamo dire di trovare un repertorio caratterizzato dalla presenza di 2 lingue. Queste 2 lingue, nella parte contrassegnata dal colore rosso, ovviamente sono il sardo e l'italiano. In Gallura avremo il gallurese e l'italiano, a Sassari, a Sorso e nei paesi vicini avremo il sassarese e l'italiano, ad Alghero il catalano e l'italiano, a Carloforte e a Calasetta il tabarchino e l'italiano. Abbiamo quindi un repertorio linguistico formato da 2 lingue. Ma quando parliamo di lingue non dobbiamo pensare a entità monolitiche. Una lingua si caratterizza per la variazione, la caratteristica principale della lingua è la variazione, l'essere variabile. Variabile rispetto a che cosa? Ma una lingua può cambiare da un posto all'altro, ne abbiamo già parlato e allora siamo in presenza di quella che i linguisti definiscono variabilità diatopica o geografica della lingua. Una lingua può cambiare con il trascorrere del tempo e allora siamo in presenza della variabilità cosiddetta diacronica della lingua. Una lingua cambia a seconda di chi la parla e quindi dipende se il parlante è maschio, se è donna, se ha un livello di istruzione elevato, se non ha avuto la fortuna di andare a scuola, e quindi siamo in presenza di una variabilità definita come diastrattica della lingua. Una lingua cambia anche a seconda della situazione comunicativa in cui ci troviamo e viene definita questa variazione come variazione diafasica della lingua, ma noi sappiamo anche che una lingua cambia a seconda che sia parlata o scritta e qui siamo in presenza della cosiddetta variabilità diamesica della lingua, a seconda del mezzo. Detto questo, all'interno di quelle che potremmo con delle etichette semplicistiche definire lingua sarda e lingua italiana che compongono il nostro repertorio linguistico, la verità è che se noi andassimo ad osservare, a scrutare attentamente come si compongono, noi le troveremmo articolate in alcune subvarietà. Ed allora ci serviamo stavolta di uno schema sintetico tratto anch'esso da uno studio della professoressa Ines Loi Corvetto intitolato Dai Bressaglieri alla Fantaria,
con qualche adattamento che ci siamo permessi di apportarvi. Se noi prendiamo la cosiddetta lingua sarda, noi troviamo che in ogni paese abbiamo un sardo che potremmo definire arcaizzante, un sardo che potremmo definire italianizzato o che tende a recepire parecchi elementi dalla lingua italiana, possono essere delle parole, quindi stiamo parlando del lessico, ma possono essere anche elementi della morfosintassi, o troviamo un sardo che con un termine poco scientifico, anzi affatto per nulla scientifico, ma che rende bene l'idea, possiamo definire come procedinu, cioè una varietà di sardo mescolata in maniera eccessiva con la lingua italiana. Ora, qualche esempio ci aiuta a capire meglio questa articolazione in subvarietà. Se noi, per esempio, per indicare la rivendita dei tabacchi, diciamo se andau a Sustangu o prima vagu che intro a Sustangu, è chiaro che la parola stangu è più antica rispetto a tabacchinu, che è invece una italianizzazione lessicale relativamente recente. Se io volessi esprimere il concetto di fare i piatti, cioè di lavare le stoviglie dopo i pasti, è chiaro che se io dico che questa pusti brangiu ha provato sustregiu, fare sustregiu significa per l'appunto lavare i piatti, fare i piatti, è una espressione più arcaica rispetto a pusti brangiu ma provato isprattosu, anche perché fa isprattosu in sardo non significa nulla, perché i piatti sono già fatti. Abbiamo preso la corrispondente espressione dalla lingua italiana, fare i piatti, e l'abbiamo trasferita all'interno della lingua sarda. Ecco, questi due esempi banalissimi, stangu e fai sustregiu, oppure tabacchinu e fai sprattosu, ci fanno capire meglio il concetto di lingua sarda arcaizzante, quindi che si serve di elementi lessicali e morfosintattici ereditati e che arrivano da lontano nel tempo, e lingua sarda italianizzata o che ha una tendenza a subire delle influenze dalla lingua italiana, ciò che sentiamo per esempio quando diciamo tabacchinu, fai sprattosu, o quando sentiamo per esempio nella elencazione dei nomi dei mesi tutte le forme italiane che entrano oramai prepotentemente nella lingua sarda, per cui su mesi dell'Ampadas viene definito come giugno, il mese di settembre, Capodanni in sardo, viene definito come settembri e così via. Per converso, se andiamo a vedere come è articolata l'altra lingua che forma il repertorio di una comunità linguistica modello nelle aree contrassegnate nella cartina dal colore rosso, vediamo che anche la lingua italiana è articolata in almeno 3 varietà, che sono rispettivamente quella che con un termine poco scientifico potremmo definire italiano procedinu, cioè un italiano fortemente interferito con la lingua sarda. Abbiamo poi la varietà, che è quella che ci interessa in queste chiacchierate, definibile come italiano regionale, e abbiamo infine una varietà che è l'italiano standard, ma con la precisazione che dobbiamo per correttezza fare, dicendo che l'italiano standard, per quanto concerne il livello dell'oralità, cioè del parlato,
è più un'astrazione, una tendenza, perché l'italiano standard diciamo che non lo parla quasi nessuno, mentre è una realtà invece presente nei libri. Prendiamo l'editoria scolastica. I testi scolastici sono scritti o dovrebbero essere scritti in italiano standard. Questo quindi è il repertorio linguistico di una comunità modello della Sardegna. Chiaramente se andiamo in Gallura, a Tempio, potremmo sviluppare grosso modo lo stesso schema con il gallurese e l'italiano, a Sassari con il sassarese e l'italiano e così via. Ma io mi fermerei qui, non andrei oltre e lascerei alla clip successiva invece la definizione più puntuale del concetto di italiano regionale di Sardegna e cominceremo a entrare anche a vedere quali sono le sue principali caratteristiche per quanto concerne il livello fonetico, il livello morfosintattico, il livello lessicale e altri livelli, soprattutto quelli fraseologici, che emergono sia nel modo di parlare l'italiano da parte di noi sardi e spessissimo anche quando lo scriviamo. Vi ringrazio dell'attenzione e allora ci rivediamo la prossima volta. A si torna a un saluto.